Calamità sì, naturale no. Nascono dubbi sulla richiesta della Regione Veneto di riconoscimento di stato di calamità naturale per il blackout che da Santo Stefano ha messo in ginocchio per giorni una trentina di comuni dell'Alto Bellunese. Evitando le considerazioni meteo, giudicare calamità 20 cm di neve in Cadore o 60 a Cortina sotto Natale non fa un bel effetto, il problema è di opportunità. Per molti così si rischia di ostacolare quella class action annunciata da sindaci e imprenditori. Già, perché dare la colpa alla neve rischierebbe di cancellare le eventuali responsabilità del blackout. Posso dire che questa non è una catastrofe naturale, è una specie di catastrofe quasi annunciata, nel senso che non c'è stata l'attenzione dovuta al territorio della montagna, è quello che diciamo sempre. Difende la strada della class action anche il capogruppo PDL in regione. Questo è il primo passaggio, quindi un'azione di responsabilità. Il documento della Giunta del Consiglio regionale approvato all'unanimità su mia iniziativa dice proprio questo, appoggiare in pieno questa iniziativa. Io l'appoggerò in pieno fino all'ultimo momento, fino all'ultimo istante. La via giudiziaria è quindi l'unica per ristabilire verità e dignità per le popolazioni di montagna. Lo stato di calamità naturale è un passo significativo e importante che permetterebbe di risarcire in poco tempo i danni materiali, ma che lascerebbe poche opportunità al futuro del territorio. Qualcuno deve pagare e devono essere le due società quotate in borsa, Terna e Enel. Sono società che hanno una grande quantità di liquidità, sono società che possono pagare tranquillamente tutti i disguidi, i mancati guadagni. È vero che la giustizia magari ci metterà un po' di tempo, però la giustizia quando si mette in moto è una macchina che poi riesce a portare dei risultati, anche se qualcuno si mette continuamente a criticarla. Io credo nella giustizia anche amministrativa. Credo praticamente che una buona azione di buoni legali che ci sono in provincia di Belluno e anche nel Veneto, che sappia difendere gli interessi del nostro territorio e delle nostre categorie che lavorano, alla fine produrrà un buon risarcimento.